Buongiorno e benvenuti a 7 in punto. Continuiamo a parlare di politica e vi presentiamo i ballottaggi che si propongono innanzitutto nei due capoluoghi di provincia dove si è andati al voto, Venezia e Rovigo, ma ci sono anche 3 comuni del Veneto, Castelfranco, Portogruaro e Lonigo, sopra i 15.000 abitanti. In tutti e 3 casi, anche in questa situazione, il ballottaggio decreterà il 14 giugno chi sarà il nuovo sindaco. Iniziamo con Castelfranco Veneto, perché oggi abbiamo qui con noi i 2 sfidanti. Do il buongiorno a Claudio Beltramello, candidato di centro-sinistra, medico e manager. Buongiorno. Quindi abbiamo molti temi da affrontare. Claudio Beltramello, candidato di centro-sinistra, si è aggiudicato, adesso qui ricordo i consensi, ma quasi quasi glieli faccio dire a lei, 10 punti in meno del suo avversario Stefano Marcon. 8,5 per la precisione, e di questo diciamo siamo orgogliosi perché nella stessa città, nello stesso giorno, la differenza tra Zaia e la Moretti è stata di 28 punti, quindi ne abbiamo recuperati 20 all'interno della nostra città come amministrative. Vuole dirmi che i castellani per il sindaco hanno votato centrosinistra e molti castellani che hanno votato per il sindaco centrosinistra hanno dato il voto a Luca Zaia? No, sì, certamente sì, o comunque non hanno confermato la preferenza di Luca Zaia a livello locale, e quindi il differenziale si è spostato da circa il 28 a 8, quindi abbiamo recuperato 20, 10 siamo più avanti noi, 10 li ha persi Marcon, e poi qualcuno certamente ha votato anche le altre liste che c'erano in campo. No, indubbiamente, però c'è da riflettere sul fatto come mai come in queste amministrative ci sia stato un voto, chiamiamolo così, disgiunto, un voto alle persone al di là degli schieramenti politici. Lei arriva dal centro-sinistra che si è presentato compatto, no? Ancora con il termine centro-sinistra, mentre il centro-destra con liste d'appoggio, varie spaccature, fratture, eccetera, anche se poi alla fine della fiera insomma i risultati sembrano aver premiato il centrodestra, parlo a livello regionale del Veneto. Sì, io ero appoggiato dalla lista del Partito Democratico e poi 3 liste civiche, Castelfranco Attiva, che si è distinta soprattutto per tematiche legate alla famiglia, alla scuola, poi Città delle Idee, la lista che ha visto come capolista Alessandro Boldo, che è stato mister preferenza a Castelfranco, l'unico che ha superato le 300 preferenze, e quindi un grandissimo consenso per lui, e questa lista si è distinta nell'ambito dell'urbanistica, dei progetti di sostenibilità ambientale, lavoro. E la terza lista, Castelfranco Cambia, Claudio Beltramello sindaco, era la lista cosiddetta del sindaco che ha lavorato molto sui temi della cultura e delle imprese, il mondo delle imprese e degli artigiani. Quindi, la sua lista quanti consensi ha avuto Claudio Beltramello sindaco? Circa il 6%. No, volevo fare sì. No, abbiamo avuto tutte le 3 civiche hanno preso circa il 6% ciascuna, proprio mezzo punto in più. Quindi lei ha detto che ha avuto un 28%, quindi 4 civiche, no, 3 civiche, 6. Abbiamo superato il 30%. Ecco, no, volevo fare vedere quanto ha inciso il Partito Democratico nei suoi consensi, sempre per questo discorso di fare una valutazione tra quelle che sono le liste civiche. Più della metà è stato il Partito Democratico e un po' meno della metà il resto delle civiche. Beh, è un dato che comunque credo che possa essere il dato analitico di queste amministrative, perché anche nel centrodestra, pensiamo allo stesso Zaia, la sua lista ha ottenuto molto di più della Lega Nord, idem si può dire Luigi Brugnaro a Venezia ha ottenuto con la sua lista. E anche con la sua Marcon lista, nella nostra città. Quindi questa era un po' una riflessione globale sul voto in generale. Ma chi è Claudio Beltramello? Entriamo nella scheda dello sfidante. Allora, di percorso professionale sono laureato in medicina e poi ho studiato ambiti di economia e organizzazione, per cui la mia storia professionale è stata rivolta a organizzare meglio e gestire i servizi sanitari. Ho lavorato in direzione sanitaria a Treviso, all'ospedale di Treviso, poi ho fatto un'esperienza all'estero per 7 anni, di cui 3 anni a Ginevra all'Organizzazione Mondiale della Sanità, poi sono rientrato 8 anni fa
e ho lavorato di nuovo un anno in direzione sanitaria a Treviso e poi come libero professionista sono un consulente e un formatore per aiutare i direttori generali, primari, caposala a organizzare meglio il lavoro, a ridurre il rischio per i pazienti, a essere più efficienti, quindi faccio consulenze organizzative e gestionali. La sua prima esperienza politica questa? Allora, no, sono stato eletto 5 anni fa nella lista Donata Sartor, che era una lista civica collegata al Partito Democratico, che è arrivata al ballottaggio. Io sono stato eletto consigliere comunale, sono stato all'opposizione di questo governo della Lega e è una delle ragioni per le quali ho deciso di mettermi in campo in prima persona, perché dal di dentro ho assistito a una modalità di governo che non condividiamo, a una modalità di gestire la cosa pubblica che riteniamo non sia sufficientemente buona rispetto a quello che meritano i castellani e si è visto perché la nostra città rispetto ad altre città vicino a noi... Quali sono i punti critici che voi contestate e verso i quali avete fatto ferrea opposizione nei 5 anni che si sono conclusi e come, proponendovi ovviamente all'elettorato, pensate di cambiare questi punti critici, certo, risolverli? Allora, senza entrare nelle diciamo micro questioni, no, ecco, però sostanzialmente noi ci opponevamo a un modo di fare politica che non era, secondo noi, sufficientemente approfondito, cioè di fronte ai problemi come venivano gestiti e le decisioni venivano prese con un livello di approfondimento, secondo noi, estremamente insufficiente. Perché si possono avere un esempio pratico? Ma un esempio pratico che ha destato poi molte polemiche perché poi è stato anche strumentalizzato, dove c'era un imprenditore che si era reso disponibile a diciamo, fare una cartiera nel nostro territorio e aveva bisogno di uno spazio molto, molto grande. Questo spazio, tutto del comune, non c'era. Allora, in modo molto rapido, diciamo, uno spazio che era di proprietà del comune ma destinato a una zona mista, quindi con un indice di edificabilità molto basso, in una zona a cuscinetto tra la città e la zona industriale, ex area dell'istituto agrario, quindi anche un'area che, voglio dire, nella storia di Castelfranco era deputata a farci agricoltura, addirittura è stato uno dei motori del successo di Castelfranco nel dopoguerra, l'istituto agrario fondato da Domenico, fortemente voluto da Domenico Sartor. Allora, noi abbiamo detto, guardate, meraviglioso che un imprenditore voglia venire, ma non potete farlo lì, guardate che si scatena l'inferno e infatti si è scatenato con i cittadini. Guardate che ci sono molti altri modi perché nella zona industriale prevista basta mettersi d'accordo con un pochino di privati che confinano con l'area, c'era lo spazio coinvolgendo qualche privato che in un momento di crisi era felicissimo di vendere a dei prezzi assolutamente concorrenziali, per cui bastava approfondire un po' di più, mettersi al tavolo con i privati che confinavano con l'area comunale nella zona deputata e quindi magari abbassare anche di più il prezzo del comune per favorire anche l'acquisto dai privati, anche questo che deve fare un'amministrazione. Alla fine diciamo c'è stata questa ostinazione a volerlo fare in quel posto, noi abbiamo detto sì alla cartiera, sì ovviamente agli imprenditori che vengono a Castelfranco, ma facciamolo nel posto giusto, nel piano regolatore. Questa ostinazione, questa cosa, no ma va bene, ma lì, ma, alla fine poi c'è stata la presa di posizione di 2000 cittadini che hanno firmato questa cosa contro, l'imprenditore ha preferito di andare in altri posti. C'era anche la scusa che doveva essere vicino allo scalo ferroviario, adesso questa cartiera verrà fatta a Castelmineo di Resana, dove non c'è nessuno scalo ferroviario, e verrà fatta in una zona industriale dismessa, esattamente quello che abbiamo detto, cioè lavoriamo. Quindi secondo voi ha perso un'opportunità di lavoro, la versione che viene data è che noi non volevamo la cartiera. No, noi abbiamo detto guardate che non va bene che la facciate in quel posto lì, perché non è il posto corretto, né dal punto di vista del piano urbanistico, sia dal punto di vista logico perché è vicino a zone che si allagano, quindi cementificare una zona agricola, attualmente agricola, cioè ci sono le pannocchie lì, ecco, anche se era una zona
Quindi mista. la modalità che voi proponete in un futuro governo è quello di prendere delle decisioni concertandosi maggiormente con il territorio? Questo era esattamente. Allora, ritornando, il primo punto che noi abbiamo contestato è il livello di approfondimento sulle cose. Quindi non esistono soluzioni semplici a problemi difficili. La nostra città è una città di 35.000 abitanti, complessa, con una grandissima storia, ma anche proprio perché ha questa storia, eravamo la città punto di riferimento 30 anni fa di un circondario enorme, venivano tutti a copiarci. Ricordiamo che Castelfranco Veneto è anche a cavallo tra le province di Vicenza e di Treviso, quindi e di Padova. E di Padova. Quindi questa identità sempre un po', no? Certo, però questo cosa faceva? Faceva che quelli di Cittadella venivano a imparare da Castelfranco, lo stesso Bassano, Montebelluna, che è in provincia di Treviso, Campo San Piero. Adesso noi metaforicamente abbiamo detto questa amministrazione ci ha portato da essere al centro del Veneto a essere al confine di 3 province. Noi siamo sempre fermi lì, però concettualmente siamo diventati una periferia. Tutte le persone a Castelfranco Faccio degli esempi, poi chiederemo, abbiamo dopo il candidato di Lega e Forza Italia, quindi la controparte. Perché periferia? Quali sono gli elementi per cui dite da centralità siamo diventati periferia e siete diventati periferia secondo la sua opinione nei 5 anni di governo di centrodestra? Diciamo che l'inizio di questa fine dell'apertura c'è stato anche con i 10 anni precedenti. Cioè Castelfranco era gestiti da chi? Gestiti da una lista civica, diciamo, il sindaco era Maria Gomierato. E questa lista civica in che area afferiva, tanto per far capire a chi centro, era proprio una lista civica di centro. Quindi, democristiana? Sì, praticamente prendeva un pochino di centro-sinistra, un pochino di centro-destra. Un po' si riconferma questa vocazione democristiana. Allora, diciamo che questa lista civica ha iniziato un po' a isolare Castelfranco dai grandi temi, dai grandi collegamenti. E questi ultimi 5 anni... fortificato le mura, cosa magari, vuol dire non avere connessioni con i comuni vicini, non avere connessioni con l'Europa, vuol dire non avere connessioni politicamente con nessuno, perché era una civica. Il problema è che questi ultimi 5 anni, sì, praticamente, erano anche gli anni d'oro, perché la crisi è arrivata nel 2008, l'amministrazione, diciamo, si era conclusa questo decennio nel 2010, quindi era un po' tutto, quindi molto sull'urbanistica, la cementificazione. Castelfranco doveva arrivare a 50.000 abitanti così, semplicemente costruendo case, e questo non è avvenuto, non sarebbe mai avvenuto, ma la crisi l'ha proprio declinato. Questi 5 anni, che dovevano essere, secondo le promesse, i 5 anni della ripresa, la filiera sbandierata 5 anni fa, e che adesso cercano di riproporre nuovamente, una filiera completamente che si è persa. Lo stesso, in che ambito, in che settore? Turismo, nel senso turismo, viabilità, tutto quello che dovevano fare. Allora pensiamo alle scuole, o alla viabilità, alle strade, i treni. Noi abbiamo 3 linee ferroviarie fondamentali del Veneto che si incrociano a Castelfranco perché siamo fisicamente al centro. Allora, la metropolitana di superficie è ferma, immobile, ed è una delle... Però non credo che dipenda dal sindaco. No, certo, però la filiera mi ha chiesto, allora, quali sono gli elementi collegati alla filiera? L'ospedale ce lo stanno chiudendo a poco a favore di Montebelluna con una promessa... Anche qui le decisioni... Certo, ma se la filiera deve funzionare per le cose... le strade... una maggiore opposizione quindi sui temi a Palazzo Balbi, lei diventasse sindaco, no? Allora, questi temi della filiera che però partono da competenze sovracomunali, come ci si può mettere di traverso? Allora, il mettersi di traverso forse è una parola troppo... Allora, prendiamo l'esempio dell'ospedale. Allora, istituzionalmente il direttore generale deve rispondere a due organi, a 2 persone. Uno è il presidente della regione che l'ha nominato, l'altro è il presidente della conferenza dei sindaci dell'USL dove risiede l'ospedale, insomma i servizi sanitari di quel direttore generale. Allora, nel momento in cui la nostra Lega in questi 5 anni ha sempre snobbato la presenza mandando un consigliere, né il sindaco, né il vice sindaco, né l'assessore alla sanità mandavano un consigliere alla conferenza dei sindaci. È chiaro che gli altri sindaci, quando vedono l'assenza del sindaco della città più importante in termini di popolazione dell'USL,
cioè vanno a nozze, e quindi non è che quindi hanno preso il comando, e infatti il polo di potere riguardo la sanità è un potere, voglio dire, naturale, istituzionalmente previsto, si è spostato verso il Montebellunese. Il sindaco ha l'obbligo, il dovere, come autorità sanitaria, di interagire direttamente con il direttore dell'ospedale che è situato nel comune. Quindi noi abbiamo un grandissimo ospedale che è stato nel passato un punto di riferimento nazionale. Allora, il sindaco non ha fatto niente di interazione diretta col direttore dell'ospedale e con le autorità, e questa cosa è prevista istituzionalmente. Quando sono saltate fuori le schede ospedaliere che riorganizzavano i reparti, noi abbiamo gridato allarme rosso. Guardate che la promessa di spostamento dell'ospedale di Castelfranco verso polo oncologico, diciamo che non collima con altri documenti della regione quando parlano di punti di riferimento. Facciamo un passo quindi indietro. bisogna Lei che entrare. si occupa anche di sanità, le schede ospedaliere, che sono quelle che hanno decretato l'applicazione del nuovo piano sociosanitario nel territorio, prevedevano per l'ospedale di Castelfranco una trasformazione in polo oncologico. Allora, diciamo che sulla carta c'era qualche accenno verso quella direzione nelle schede ospedaliere, tuttavia era invece molto chiaro quello che sarebbe stato chiuso. Tra i reparti previsti per la chiusura nelle schede ospedaliere c'è la pediatria, che è simbolico, cioè quando in un ospedale inizia a chiudere il servizio, no, per i più fragili, il futuro, è proprio simbolico, ok, chiudere la pediatria. E dall'altra parte la pediatria, quindi di riferimento per Castelfranco, diventerebbe quello di Montebelluna. Questo dalle schede ospedaliere. Quanti chilometri ci sono tra Castelfranco e Montebelluna? Non sono molti, sono una quindicina di chilometri, tuttavia ci sono altri reparti se vuoi fare economia, no, se l'obiettivo è, certo. Per cui simbolicamente aver tolto il primario dalla ginecologia, e quindi c'è un unico primario a scavalco su Montebelluna, però, e aver definitivamente sancito la chiusura della pediatria. Questo nelle schede, per fortuna è ancora lì tutto un po' congelato, ma bisogna prendere in mano con grande forza quest'ambito. E quindi concludendo, sì? bisogna entrare nelle cose con competenza, facendo anche, battendo i pugni laddove ci sono dei diritti. Quindi tu hai il dovere di darti da fare laddove anche la legge ti dà dei diritti. Allora, parole di Marcon in uno dei dibattiti pubblici. Dopo lo sentiamo, è qui siamo rimasti gli ultimi nella statale 53, la statale che congiunge Treviso a Vicenza, gli ultimi a non aver fatto le rotonde. Parole sue. E io gli ho risposto, gli ho detto, ma scusami, la filiera dov'è? Visto che parlavamo di filiera, come mai a San Martino di Luperi, a Campagna Alta, che sono a 5 chilometri da noi, hanno appena finito 2 rotonde, cioè dalle altre parti le cose avvengono. Cittadella ha ristrutturato le mura e le nostre cadono a pezzi, altri sindaci che farò subito dopo il suo intervento. Hanno diviso, si sono battuti per i loro ospedali, e il nostro, le persone sono preoccupate. Comunque, tornando alla sua domanda, le due cose, quindi, che noi modificheremo in modo radicale parliamo quando di programma che lei ha portato qui sono anche un volumetto, certo, dove c'è il nostro progetto per Castelfranco, città intelligente, sostenibile e inclusiva, appunto. Vogliamo parlare appunto del programma? Certo, allora il metodo di lavoro noi abbiamo 3 parole chiave come metodo di lavoro. La prima è la competenza, come opposto di superficialità, come opposto di non approfondimento dei problemi. L'accusa che muovete agli avversari. La seconda è la partecipazione con i cittadini, perché la seconda cosa che ci ha fatto soffrire di più in questa amministrazione da quando eravamo all'opposizione era la mancanza di voglia di confrontarsi con i cittadini. Facciamo 2 esempi banali. Sono state fatte 2 cose oggettivamente utili da questa amministrazione. Ma mi scusi, una mancanza di voglia, o spesso magari non c'è il tempo e bisogna prendere delle decisioni? No, ci sono perché in una gestione amministrativa di un comune, spesso ci sono delle impellenze che portano necessariamente a prendere delle decisioni, anche il Premier Matteo Renzi, no? Certo, la responsabilità deve restare sempre a chi amministra, e poi non ci sono scuse. Io ho sempre detto, tra 5 anni non inizierò a dare la colpa alla crisi, a dare la colpa all'opposizione. Io però ho una scusa per interromperla, che non è una scusa, è la pubblicità. Okay. Torniamo tra un paio di minuti sempre con Claudio Beltramello, candidato del centro-sinistra, sindaco di Castelfranco Veneto, che è giunto al ballottaggio. Torniamo tra un paio di minuti, grazie.
Siamo tornati in studio con noi Claudio Beltramello, candidato di centrosinistra, uno dei due sfidanti al ballottaggio del 14 giugno per l'incarico di sindaco della città di Castelfranco Veneto in provincia di Treviso. Lei ha fatto opposizione per 5 anni, ha elencato che cosa non vorrebbe più per la sua città e che cosa lei vuole proporre. Innanzitutto una nuova modalità di gestione più partecipata. Assolutamente, il dialogo e l'ascolto dei cittadini. I cittadini non è uno alla volta, però ad esempio abbiamo dei comitati di frazioni di quartiere che fanno delle proposte molto costruttive, che indicano i problemi della base, quindi dialogare con loro in modo molto efficace. Le associazioni sportive di volontariato che il più delle volte si avvicinano all'amministrazione con soluzioni, ma, e questo è il nostro primo punto più importante del programma, il dialogo e il lavoro insieme agli imprenditori, alle imprese, alle associazioni di categoria del mondo produttivo. Allora Castelfranco era il centro per la scuola, per la cultura, per l'ospedale, ma anche per l'impresa e noi dobbiamo ripartire da lì. Con quali lusinghe per attrarre, lusinghe detto in termini positivi, certo, ovviamente, attrarre imprenditori, attrarre turisti, attrarre economia, indotto? Allora, partiamo con le cose da fare per l'economia, per gli imprenditori. La prima cosa è lo sportello unico per le imprese sovracomunali. Cosa vuol dire? Allora, adesso la Lega ha scelto di non entrare nella rete dei comuni della Castellana, che infatti si chiamano rete dei comuni della Marca occidentale, che non esiste. Castelfranco ha deciso che basta a se stessa. Noi vogliamo entrarci, questa è una delle prime cose che faremo quando governeremo la città. E una delle prime cose da fare sovracomunali è lo sportello unico per le imprese, quindi un unico sportello dedicato agli artigiani, agli imprenditori e ai liberi professionisti, dove c'è la sommatoria delle intelligenze dei comuni, uno sportello dove le persone trovano risposte, non burocrazia, problemi, ma trovano aiuto per risolvere il prima possibile ai loro problemi e hanno tempi certi di risposta a seconda della domanda che stanno facendo. Questo è fondamentale per la pianificazione di un imprenditore. Adesso un imprenditore di Castelfranco porta le carte dentro e, parole loro che mi hanno detto, facciamo il segno della croce, nel senso che tu non sai quando ti torna fuori la pratica, no? Invece i comuni che hanno questo sportello unico sovracomunale che funziona bene hanno dei tempi certi a seconda della complessità della tua pratica. Hanno diviso in 3 scaglioni, quindi una entro 2 settimane, l'altra entro un mese e quell'altra massimo 2 mesi. E per l'ospedale, scusi se io detto i tempi per l'ospedale, cioè avete un progetto anche per l'ospedale, la sanità? Certo, allora come ho detto lì bisogna riprendere in mano il ruolo all'interno della conferenza dei sindaci, quindi politicamente e istituzionalmente Castelfranco ha le carte in regola e è il mio mestiere, quindi su altre cose tipo l'urbanistica ho delle persone bravissime. Visto che è il suo mestiere, la sanità in Veneto funziona? Allora, diciamo che il modello funziona molto bene, è stato abbastanza minato alla base da tagli lineari che non si dovevano fare perché era già un modello con l'elastico tirato, non si può tirare ulteriormente l'elastico. Tagli che arrivano però dal Ministero della socio-sanitario, insomma, anche dalle scelte della Regione. Quindi torniamo all'ospedale di Castelfranco, mi scusi se io la incalzo. Quindi a Castelfranco bisogna immediatamente riprendere il ruolo politico forte che il sindaco di Castelfranco ha nella conferenza dei sindaci e verso il direttore generale, essendo l'ospedale di Castelfranco nel territorio. Questo è un ruolo che ci dà la legge, non dobbiamo inventarcelo. Dobbiamo solo con competenza e con forza riprenderci quel ruolo. Un ruolo quindi, che va a rivendicare cosa? Beh, va a rivendicare le scelte, perché la chiusura della pediatria, cioè, non può avvenire in nessun modo, ma ci si muoverà anche in regione, se prima della conversione completa a polo oncologico. Non è che prima si chiudono i reparti e poi forse in futuro diventeremo un polo oncologico come Aviano. Dobbiamo negoziare bene la scelta dei primari. Allora, la scelta dei primari fa di un ospedale attrattivo, un ospedale povero. Allora, a detta delle persone dicono perché abbiamo mediamente fatto delle scelte sui primari mediamente meno forti rispetto a quelle che facevamo in passato. Mi scusi, però un ospedale non è solo il primario, perché molte volte c'è anche un'equipe che
senza nulla togliere alla competenza e alla professionalità del primario, è di certo, però... altissimo livello, al punto che io insomma spesso preferisco farmi visitare dagli assistenti che allora, dai primari. Capita sempre così, un grande primario ha attorno a sé grandi personalità, grandi competenze. Il grande primario è quello che io dico come sindaco. Io non ho l'ambizione o la presunzione di essere il migliore di tutti. In singoli ambiti, nella squadra, oggi è venuta fuori nel giornale la squadra che comporremo ecco, se come sarà la vinceremo. squadra? Perché il tempo corre. Altri ambiti in cui intervenire, perché si parla Sì, di sostenibile ma nel lavoro e un'altra cosa che ecco, ci tenevo a infatti, dire, perché è il nostro punto fondamentale. bravissimo. Senza il lavoro è fondamentale poi aprire e aiutare le imprese nei bandi europei. Ci sono un sacco di soldi dedicati alle piccole e medie imprese, ma è impensabile che una piccola e media impresa abbia la capacità, una struttura. Quindi noi come comune non abbiamo una struttura che abbia scritto dei progetti europei. I soldi arrivati per il Parco e Villa Bolasco sono di proprietà dell'Università di Padova. Non è stato un progetto, è chiaro che siamo felici che siano arrivati quei soldi, ma il progetto non è arrivato dall'intelligenza del nostro comune. Allora bisogna aprire quella porta lì. Abbiamo il secondo più votato del Partito Democratico, è una persona che per mestiere proprio all'Università Ca' Foscari scrive progetti europei e quindi scrive e gestisce fondi europei, quindi abbiamo delle competenze in quest'ambito e i fondi europei sono la chiave, perché ci sono ancora fondi europei? Assolutamente, è iniziato il settennato fino al 2020 e siamo pieni di fondi che ci capitano sulla testa. Basta intercettarli, sì, bisogna però saper scrivere i progetti e essere più bravi degli altri, perché i fondi non arrivano. Lei ha parlato di competenza, la sua squadra sarà formata, qualora appunto sia lei il nuovo sindaco, da chi? E parliamo anche di apparentamenti, perché oltre a lei e a Marcon c'erano altre liste anche di peso, no? Che hanno concorso e che potrebbero sorridere e farvi colmare il gap che avete in questo momento con l'avversario? Sì, allora partiamo dalla seconda. Io ho dichiarato prima delle elezioni, quindi in tempi non sospetti, prima della scorsa domenica, che io ero assolutamente aperto al dialogo con Tiziana Milani e Gianni Fiscon, anche con i 5 Stelle per la verità, però sono un po' loro che si chiudono, no, nel non dialogo con chi è in qualche modo vicino ai partiti. Perché? Perché Gianni Fiscon si è candidato apertamente dicendo: io, se fossi stato felice di come era governata la nostra città, mi sarei fatto i fatti miei, mi sono messo in gioco perché non mi andava bene. Dall'altra parte Tiziana Milani è uscita dalla maggioranza, è stata per 4 anni in maggioranza, è uscita diciamo con un documento, una dichiarazione fortissima contro le modalità di lavoro appunto della Lega, dichiarando la superficialità nelle quali veniva presa la decisione. Condividendo insomma alcuni vostri l'ha detto punti. lei, assolutamente. Quindi lei è espressione, seppure venga da lì, comunque di chi si è opposto a questa maggioranza. Quindi noi riteniamo, e quello che vogliamo fare in questi 10 giorni, vogliamo riunire tutte le forze che non si sono riconosciute con questo governo, perché a Castelfranco non ci verrà a governare Zaia, neanche Salvini, cioè ci governano quelli che ci hanno governato finora. Non è che avremo delle sorprese, perché sono gli stessi, se uno guarda il Consiglio comunale, Renzi. Quindi neanche Renzi, per carità, però sembra, no, voglio dire, sembra che la Lega sia un unicum, no. Allora, invece vediamo come ci hanno governato in questi 5 anni, siccome sono gli stessi. E allora diciamo, bene, tutti i castellani che non si sono riconosciuti con questa modalità di governo devono scegliere il cambiamento, e noi siamo sicuri di interpretare tutte le forze politiche che hanno i cittadini che hanno votato Fiscon, che hanno votato Tiziana Milani. Adesso li incontreremo, dialogheremo con loro, non faremo apparentamenti di tipo formale, assolutamente, ma il dialogo è fondamentale, perché vogliamo intercettare tutti i castellani che credono in una Castelfranco che possa ripartire. Adesso io metaforicamente dico, siamo un po' come in una gabbia, chiusi dentro noi stessi, dobbiamo
eliminare la gabbia e ridare il volo, riprendere a volare. Io ringrazio Claudio Beltramello, candidato del centro-sinistra alla carica di sindaco di Castelfranco Veneto, che è arrivato al ballottaggio. Il nostro progetto per Castelfranco, sostenuto da Partito Democratico, Castelfranco Attiva, Città delle Idee, Castelfranco Cambia, Claudio Beltramello, sindaco. Subito dopo la pubblicità abbiamo l'altro contendente del centrodestra. Tra pochissimo, grazie. Grazie.